Anche gli avvocati veneziani, nell'ambito della mobilitazione nazionale, fanno sentire forte e chiaro la loro voce di protesta per la situazione in cui, per l'emergenza coronavirus, si è ritrovata la giustizia. La giustizia è in ginocchio, sintetizza Giuseppe Sacco, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. La giustizia è oramai un malato gravissimo, che non può continuare ad essere lasciato da solo e né gli avvocati vogliono rimanere al suo capezzale. Noi vogliamo che si intervenga in maniera decisa sulla questione giustizia, che da troppo tempo è un fanalino di coda di tutte le problematiche che si sono evidenziate col coronavirus. I legali denunciano l'abbandono di chi sta sul fronte della giustizia. Tutti i settori vengono individuati come nevralgici, della giustizia non parla nessuno. Come possiamo fare in modo che questo messaggio arrivi forte e chiaro? Solo attraverso un invio di un messaggio al governo. Cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna rendersi conto che la giustizia è nevralgica anche non solo per la società in quanto tale, ma soprattutto per le imprese. La lista delle priorità è lunga. Si intervenga nelle infrastrutture, si intervenga sulla parte normativa e soprattutto che si cessi la questione relativa alla normazione d'emergenza. Noi non possiamo continuare ad andare avanti con protocolli che stabiliscono come si devono fare le udienze telematiche, come bisogna fare i depositi telematici, come bisogna gestire l'emergenza. Dobbiamo tornare alla normalità.